Sindaco Magagnin, una serata per spiegare o comunque ricordare quelle che sono le modalità dell'attività di controllo di vicinato. A Revine Lago da quanto tempo è stato istituito questo gruppo e come stanno andando le cose? Il gruppo di controllo di vicinato qui a Revine Lago è istituito da 3 anni, più precisamente da inizio marzo del 2023. Conta attualmente 6 zone, perché all'epoca abbiamo suddiviso il territorio comunale in 6 zone, quindi ci sono 6 coordinatori di queste zone, 6 referenti di gruppo e contiamo circa una trentina scarsa di persone iscritte a questi 6 gruppi. Come mai avete organizzato un'altra serata sul tema e quante persone nuove contate di coinvolgere in questo gruppo? Beh, abbiamo organizzato questa serata, per la quale ringrazio il nostro assessore Marcello Carpenè, che ha organizzato il tutto, e approfitto per ringraziare della presenza anche il comandante della Polizia Locale di Vittorio Veneto, con la quale Revine Lago è associata, il dottor Ezio Camerin, che ha dato delle spiegazioni anche tecniche, delle spiegazioni in materia di privacy di dati sensibili nel corso di questa serata. L'esigenza è nata semplicemente perché è un punto del nostro programma, lo era anche nel precedente mandato, e è giusto fare un refresh, ricordare anche quali sono i progetti e quali sono le azioni che coinvolgono più direttamente i cittadini. A Revine Lago in generale qual è la situazione in fatto di furti o comunque di attività illecite? È migliorata? Allora, Revine Lago, come tutti gli altri comuni, ha i suoi problemi dal punto di vista di illeciti, di furti. Fortunatamente, considerando un arco temporale che va dall'inizio dell'autunno, perché ormai è constatato che il periodo è quello, alla fine dell'inverno, diciamo che come territorio fortunatamente almeno per quest'anno, e mi auguro anche con tutto il cuore i prossimi, questo è il mio auspicio, ci siamo salvati rispetto alle azioni che sono state compiute da questi personaggi nei territori più vicini a noi, quindi limitrofi al nostro.